Il suo ruolo è quello di fornire finanziamenti per progetti che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'Unione Europea. Parliamo della BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, chiamata in gioco dal governatore del Veneto Luca Zaia per il progetto del nuovo ospedale di Padova e che ha risposto di essere interessata all'operazione per bocca del vicepresidente Dario Scannapieco in questi giorni in visita a Venezia. La banca è di proprietà comune dei paesi dell'Unione Europea e nel Consiglio di amministrazione c'è un membro per ogni paese. Di solito assume prestiti sul mercato e poi li gira a tassi di favore per sostenere progetti che puntano a obiettivi dell'Unione. Nel caso del nuovo ospedale di Padova, la cifra complessiva si dovrebbe aggirare tra i 6 e i 700 milioni se comprendiamo anche la ristrutturazione dell'ospedale vecchio. La Regione metterà a bilancio 50 milioni l'anno per il progetto. Il grosso della cifra servirà poi per costruire a Padova Est e il vicepresidente Scannapieco ha fatto capire che alla banca farebbe piacere essere coinvolta nell'operazione e di averne già parlato con Zaia. Tra i finanziatori potrebbe esserci anche la disponibilità dell'INAIL, istituto al quale la Regione aveva già chiesto 400 milioni e che potrebbe inserire l'opera padovana nel suo piano di investimenti, e infine il governo, che in passato si era dimostrato disponibile al sostegno. I prossimi mesi, insomma, saranno decisivi per costruire un budget all'altezza di un'opera del genere.